Il nostro partner non ci fa perdere un giorno. Non si ferma nemmeno sabato o domenica. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Per questo non ci siamo fermati un attimo. Si chiama natura. Però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile, che quest'anno vogliamo dedicare a chi ha l'Italia nel cuore. E ora ripartiamo tutti. Di slancio. Prosecco Doc. A chi ha l'Italia nel cuore. Trentaduesimo concorso di violino Città di Vittorio Veneto, premio internazionale Prosecco Doc. Proseguono le audizioni relative alla prova eliminatoria. La giuria è presieduta dal maestro Ernesto Schiavi, composta dal maestro Francesco De Angelis, direttore artistico del concorso, dal maestro David Coleman e dalla professoressa Silvia Marcovici. Tra i premi vi è anche il pregevole violino costruito e donato al concorso dal liutaio milanese Lorenzo Rossi. Questo pregevole strumento verrà assegnato ad uno dei 3 finalisti. Si esibisce ora Mazzarotto Sara, 24 anni. Al pianoforte Leonardo Bartelloni, pianista ufficiale del concorso.
Il prossimo concorrente in gara viene dall'Olanda, si tratta di Horvath David di 23 anni.
Ultima concorrente del pomeriggio è Miramonti Margherita, 26 anni, Italia.
Grazie. Si sono concluse le prove di oggi pomeriggio relative alla prima prova del concorso nazionale di violino, premio internazionale Prosecco Doc. Le audizioni riprenderanno domani alle ore 9. Il nostro partner non ci fa perdere un giorno. Non si ferma nemmeno sabato o domenica. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Per questo non ci siamo fermati un attimo. Si chiama natura. Però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile, che quest'anno vogliamo dedicare a chi ha l'Italia nel cuore. E ora ripartiamo tutti. Di slancio. Prosecco Doc. A chi ha l'Italia nel cuore.